C'è tregua per l'emergenza incendi, notte di paura a Castronovo di Sicilia. Nel palermitano alcune famiglie hanno dovuto abbandonare le case e ora il sindaco teme nuovi roghi. Fiamme anche nell'Agrigentino, evacuate 20 abitazioni a Bivona. Un vigile del fuoco soccorso per infarto. A Catania l'ondata di calore estremo mette in crisi la rete elettrica. Blackout a macchia di leopardo lasciano interi quartieri senza corrente. I cavi della rete si surriscaldano per il sole rovente. Dramma della droga. Ad Agrigento una madre disperata chiama i carabinieri per salvare il figlio tossicomane. Arrestati 6 spacciatori, un altro ai domiciliari, 4 con obbligo di dimora. Palermo, genitori violenti picchiano e maltrattano le 5 figlie, anche davanti agli insegnanti, arrestati marito e moglie. Le ragazzine affidate a una comunità protetta. A Catania, prima giornata di ostensione straordinaria del busto di Sant'Agata, dopo il restauro affidato agli specialisti dei Musei Vaticani nel 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Dopo le dimissioni di Gallo afflitto, oggi intervento del presidente Schifani all'Assemblea regionale con un deputato in meno. Non si sa ancora chi sostituirà il politico di Forza Italia. Musica, il Mosaic Festival debutta a Sciacca con 2 serate che portano sui palchi la musica internazionale, dal jazz ai mitici anni '80 degli Imagination. Calcio mercato in salita per il Catania, tante trattative ma pochi affari chiusi. In arrivo Pagliai, mentre sfumano Gomez e altri big. Il ritiro di nozze si avvicina con una rosa ancora da completare. Dunque, altra notte di incendi in Sicilia, a Castronovo, in provincia di Palermo, situazione di grande emergenza. Il sindaco dice è stata una notte terribile e anche oggi sarà difficile. Le fiamme hanno divorato ettari di aree boschive e campagne in varie zone dell'isola. Marco Gullà. Ci sono 10 punti di fuoco dove non si sa da dove andare prima, da dove raggiungerli prima. Quella appena trascorsa è stata una notte terribile e prevediamo che anche oggi sia difficile. Tutta la preoccupazione del sindaco di Castronovo di Sicilia. Il paese in provincia di Palermo brucia da ieri un incendio che è partito dalla centrale idroelettrica e che ha minacciato anche alcune abitazioni del paese. L'aria, aggiunge il sindaco, è stata irrespirabile per ore. In tanti hanno avuto bisogno di assistenza. In diverse zone del paese è mancata l'energia elettrica, rendendo la situazione ancora più grave. Il rogo comunque al momento sembra essere sotto controllo, anche se a preoccupare sono le alte temperature che potrebbero riaccendere l'allarme. Una notte di incendi in altre parti della Sicilia, ore difficili nella Valle del Belice e nei Monti Sicani, nell'entroterra della provincia di Agrigento, per i numerosi roghi che nelle scorse ore hanno divorato ettari di aree boschive e campagne. A Bivona, dove il fuoco ha lambito le case ed è stato necessario evacuare almeno una ventina di abitazioni, sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai. I vigili del fuoco tentano di evitare che si propaghino nuovamente le fiamme. Interessate da vari roghi anche le aree comprese tra Sciacca e Sambuca di Sicilia, attorno al Monte Arancio. Anche qui è andata in fumo una vasta area di macchia mediterranea. Oggi è ancora emergenza. La Protezione Civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso numero 148 per il rischio incendi e le ondate di calore, valido fino alla mezzanotte. Per Palermo è previsto il livello 3, rosso, con una temperatura massima percepita di 39 gradi. A Catania l'ondata di calore estremo mette in crisi la rete elettrica. Blackout a macchia di leopardo lasciano interi quartieri senza corrente. I cavi della rete arrivano a surriscaldarsi sotto il sole rovente. Desiree Ferlito. Temperature record e blackout a macchia di leopardo che lasciano interi quartieri senza corrente, mentre i cavi della rete elettrica arrivano a surriscaldarsi sotto il sole rovente.
Sotto i miei piedi i cavi dell'energia elettrica che in questi giorni sono sottoposti a uno stress eccezionale. Vedete, basta toccare l'asfalto, è davvero rovente. I consumi elevati di questi giorni aumentano il carico sul sistema, il rischio blackout è davvero dietro l'angolo. A Catania l'ondata di calore non pesa soltanto sulla salute dei cittadini, ma mette sotto stress anche le infrastrutture. In diverse zone della città si sono registrati distacchi di energia elettrica, con disagi per famiglie, attività commerciali e anziani, costretti ad affrontare ore senza climatizzazione. Al buio da sabato il quartiere Villaggio Sant'Agata, in difficoltà tante persone anziane, molti di loro hanno bisogno di attrezzature sanitarie, al buio, senza luce e senza aria condizionata. A segnalarlo con rammarico il consigliere comunale Santorusso. Gli esperti spiegano che il calore estremo modifica le caratteristiche del terreno nel quale sono posati i cavi elettrici. I guasti hanno avuto effetti a catena anche sul servizio idrico, poiché le pompe di sollevamento sono rimaste prive di alimentazione, lasciando i cittadini senza acqua, oltre che senza energia. Intanto cresce la preoccupazione dei residenti, che chiedono interventi rapidi per garantire continuità del servizio proprio nei giorni più difficili dell'estate, quando il caldo non concede tregua. Con questa situazione, tutti questi incendi, i vigili del fuoco sono entrati in stato di agitazione. Il segretario del sindacato Fisi, Vigili del Fuoco appunto, Barbagallo, spiega le ragioni della mobilitazione e le criticità che stanno mettendo a rischio lavoratori e servizio di soccorso. Ascoltiamo Barbagallo. L'emergenza incendi nel territorio siciliano ha messo ancora una volta in risalto come nel territorio ci siano carenze di organico che si aggirano attorno al 30%. Con le nuove assegnazioni che avverranno nel territorio regionale, comandi come Catania, Enna e Messina, per non sottovalutare Palermo e le altre province, saranno demansionate come organico. Pertanto noi come organizzazione sindacale non possiamo accettare una situazione simile e abbiamo dichiarato lo stato di situazione regionale. Sicuramente nel territorio nazionale la situazione non è migliore, pertanto chiediamo all'amministrazione centrale di esaurire le graduatorie e mettere in condizioni i lavoratori di lavorare in sicurezza e non rischiare così come rischiano in questo periodo, dove si raddoppiano i turni, si lavora straordinario ma sempre con lo stesso organico. Pertanto noi vogliamo risposte serie ed esaustive e che i vigili del fuoco vengano rispettati per quello che fanno. Droga. Ad Agrigento una madre disperata si rivolge ai carabinieri per salvare il figlio tossico. Arrestati in 6, un altro ai domiciliari, 4 con obblighi di dimora. Davide Sardo. Una madre disperata, decisa a salvare il figlio dalla droga, trova il coraggio di denunciare e chiede aiuto alle istituzioni. Da quel gesto prende il via l'indagine dei carabinieri che questa mattina ha portato all'operazione Demetra. All'alba sono scattati 11 misure cautelari tra Agrigento, Canicattì, Aragone e Santa Elisabetta. 35 militari con il supporto delle unità cinofile e dell'elicottero dell'Arma hanno eseguito arresti e perquisizioni. Secondo la procura di Agrigento, mesi di intercettazioni, pedinamenti e osservazioni avrebbero permesso di ricostruire un vasto giro di spaccio di cocaina, crack, hashish ed eroina con centinaia di episodi documentati nei 4 comuni coinvolti. Nel corso delle indagini erano già stati sequestrati oltre 1 chilo di cocaina e arrestati alcuni presunti corrieri della droga. L'inchiesta avrebbe fatto emergere anche furti, rapine, estorsioni e maltrattamenti ai danni di anziani commessi secondo l'accusa per procurarsi il denaro necessario ad acquistare lo stupefacente. 6 indagati sono stati portati nel carcere di Agrigento, 1 è finito ai domiciliari e 4 sono stati sottoposti all'obbligo di dimora. Le indagini proseguono mentre resta valida per tutti gli indagati la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. A Misterbianco, nel Catanese, un giovane agli arresti domiciliari si è presentato in caserma dei Carabinieri a Catania dopo essersi allontanato di casa dicendo di non voler più vivere con la madre. È stato denunciato per evasione e nuovamente sottoposto ai domiciliari.
Una famiglia degli orrori è stata scoperta dai carabinieri nel quartiere Oreto di Palermo. Almeno 74 episodi di violenza fisica da parte dei genitori, padre e madre, nei confronti delle 5 figlie minorenni. Per la coppia è scattato l'arresto dopo 6 mesi di indagine. Maglio Viola. Si trovano in una comunità protetta 5 ragazzine vittime di ripetute violenze fisiche da parte dei loro genitori, 47 anni lui, 35 lei, adesso arrestati. Un'assurda storia di degrado e di violenza quella ricostruita dai carabinieri, che hanno raccolto prove di almeno 74 episodi: calci, pugni, offese e umiliazioni quotidiane e persino aggressioni con l'uso di utensili da cucina. Episodi che avvenivano per lo più a casa, ma i genitori non si curavano dell'eventuale presenza di altri. Ed è stato questo a mettere sull'avviso il sistema di protezione. L'indagine parte quando una delle figlie della coppia subisce una violenta aggressione da parte della madre a scuola sotto gli occhi di docenti e compagni. Parte la segnalazione e da lì l'indagine proseguita da gennaio a giugno per tutta la restante parte dell'anno scolastico. A coordinare i carabinieri 2 procure, quella ordinaria e quella dei minori. Oggi sono scattati provvedimenti d'urgenza: da un lato gli arresti, dall'altro l'affidamento a una comunità protetta per le bambine. Sulla vicenda non vengono resi noti altri dettagli, neanche l'età delle ragazzine, anche se sono tutte minorenni, per evitare che nel quartiere Oreto, dove abitava la famiglia, si possa riconoscere i protagonisti di questa triste storia. Paura nel porto di Gela. Un'auto con a bordo un anziano è finita in mare durante una manovra. L'uomo per fortuna è stato aiutato da un giovane a uscire dall'abitacolo prima che la vettura affondasse. La macchina è stata successivamente recuperata e riportata a riva. Insomma, l'uomo adesso è sano e salvo malgrado il trauma. A Catania è tornata l'emergenza nel carcere di Piazza Lanza dopo la rivolta di ieri, che è rientrata e che è stata causata dal sovraffollamento e dalle celle torride senza aria condizionata. Non solo, manca quasi la metà degli agenti di sicurezza necessari. Desiree Ferlito. Temperature torride, sovraffollamento e condizioni sempre più difficili. Ancora alta tensione nel carcere di Piazza Lanza a Catania, dove nelle ultime ore è scoppiata una violenta rivolta, rientrata dopo una lunga e travagliata mediazione, nel corso della quale detenuti di 2 ale della casa circondariale si sono scontrati tra loro, provocando il ferimento di alcuni agenti della polizia penitenziaria, per i quali è stato necessario il trasporto in ospedale. Un episodio che riaccende i riflettori sulle criticità del sistema penitenziario siciliano. La sommossa di ieri nel carcere di Catania è figlia della disattenzione dell'amministrazione penitenziaria e della politica nei confronti delle carceri. Quelle siciliane sono sicuramente tra le peggiori d'Italia, caratterizzate da 50 gradi con detenuti appollaiati uno sull'altro. Questo sicuramente è un elemento scatenante di tutto quello che è successo e di tutto quello che potrà succedere. A preoccupare, secondo il segretario regionale Domenico Del Grosso, sono anche le condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria, costretti, secondo il sindacalista, a turni massacranti, con ferie estive difficili da garantire e un contesto di forte insicurezza. C'è bisogno che lo Stato si faccia carico di questo problema, che intervenga a maggior ragione in Sicilia, dove c'è un sovraffollamento marcatissimo, una carenza organica ormai che ha superato il 40%. Tra le richieste avanzate dal sindacato l'invio immediato di personale di supporto, lo sfoltimento della popolazione detenuta nella struttura di Piazza Lanza e misure concrete per tutelare la salute e i diritti degli agenti impegnati quotidianamente nell'istituto penitenziario etneo. Palermo ha ricordato Boris Giuliano, il capo della squadra mobile ucciso dalla mafia nel 1979. Nel 47° anniversario dell'agguato, deposte corone d'alloro nel luogo dell'omicidio alla presenza dei familiari e delle autorità. La questura ha ricordato l'impegno di Giuliano contro Cosa Nostra, il suo esempio di rigore e di coraggio. Per il sindaco La Galla, Giuliano resta il punto di riferimento per Palermo e per l'intero paese. A Catania, prima giornata di ostensione straordinaria del busto di Sant'Agata, dopo il restauro affidato alle maestranze dei Musei Vaticani nel 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Adelaide Barbagallo. A
Catania porte aperte in cattedrale per una storica ed eccezionale ostensione. Fedeli e turisti in fila per una breve preghiera e ammirare il busto reliquiario di Sant'Agata dopo il delicato restauro voluto dall'arcivescovo Luigi Renna in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli e affidato alle maestranze dei musei vaticani. Però sto venendo perché voglio vedere come adesso, l'ho vista ieri sera alla televisione, però adesso voglio vedere dal vivo come... Siamo qui. Sfidiamo anche caldo. L'attesa finisce davanti all'altare ed eccolo il prezioso busto reliquiario così come lo aveva concepito l'orafo senese Giovanni di Bartolo tra il 1733 e il 1736. Il volto di Agata brilla di una luce nuova così come gli ori e i gioielli ex voto, segno di una devozione che attraversa i secoli. Anche il velo è stato restaurato. Il busto reliquiario prima e adesso dopo il restauro. Che impressione le ha fatto? Un po' emozionante. La vedo commossa. Sì. È una cosa meravigliosa, indescrivibile per chi ha fede. Io vengo da Pescara, è stata una grande emozione, devo dire. Grande l'emozione dell'arcivescovo Renna nel rimuovere dalla calotta il sacro cranio che verrà riposizionato in agosto. Mi sono reso conto di trovarmi davanti a qualcosa che ci è stato consegnato non come un qualunque dono, ma come un dono di fede. Gli interventi di restauro hanno regalato emozioni inaspettate anche alle restauratrici. Quando eravamo soprattutto sole, no? Noi restauratrici con il busto, e sembrava che pian piano sorridesse, no? Sempre un po' di più. È stato, mi vengono ancora un po' l'emozione perché abbiamo sentito una bellissima connessione. Parole bellissime, davvero. Voltiamo pagina, temperature alte non solo per il caldo nei corridoi di Palazzo Reale a Palermo. Dopo le dimissioni del deputato Riccardo Gallo Afflitto, oggi è Assemblea regionale che ascolterà la relazione del presidente Schifani con un deputato in meno, visto che non si sa ancora chi dovrà sostituire il politico ai domiciliari, Manlio Viola. Si è dimesso dalla carica di deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, l'esponente di Forza Italia ai domiciliari nell'ambito dell'indagine sul CEFPAS di Caltanissetta. Ha deciso di non aspettare la sospensione che sarebbe arrivata per effetto della legge Severino e ha liberato lo scranno a Sala d'Ercole, ma dietro di sé lascia un forte dubbio su chi dovrà succedergli per l'ultimo anno di legislatura. È uno dei temi con cui dovrà confrontarsi l'Assemblea regionale siciliana da oggi. A Gallo Afflitto dovrebbe succedere Luigi Salvaggio, ma la cosa non è affatto scontata. Gallo Afflitto infatti è stato eletto nel listino legato a Schifani, quell'elenco di deputati che salgono come premio di maggioranza. Servirà un approfondimento giuridico per capire se far scorrere proprio il listino o la lista provinciale nella quale era anche candidato. Intanto l'ARS da oggi è a 69 deputati, non più a 70, e proprio oggi pomeriggio in aula il presidente Schifani terrà la sua relazione sullo stato di attuazione del programma prevista dalla normativa. Opposizioni già all'attacco, PD e 5 Stelle gli chiedono di non raccontare una Sicilia di successi che non esiste, ma di affrontare i veri nodi come sanità, crisi idrica e questione morale alla luce proprio di scandali, arresti e dimissioni. Nel frattempo il tavolo progressista è tornato a riunirsi stavolta a Gela e c'erano tutti gli esponenti di partito. Si tenta di costruire un programma partendo dai territori in vista delle elezioni del prossimo anno. Il prossimo incontro il 3 agosto a Catania. Uno dei problemi della Sicilia, lo sappiamo, è il fatto che un enorme capitale umano, tantissimi giovani continuano a lasciare l'isola. Per questo da Catania la CISL lancia un patto generazionale per consentire ai giovani appunto la scelta di restare nella nostra regione. Lorena Dolci. Anche un solo giovane o una ragazza o un ragazzo che va via, per noi è una perdita di capitale umano, è una perdita di esperienza, di competenze. Sono 56.000 giovani andati via dalla Sicilia negli ultimi 10 anni. 1 su 4 lascia la regione per studiare altrove. L'isola è la prima regione per studenti fuori sede. Ovvio che chi si laurea al nord o all'estero tende a restare dove si è formato e dove trova condizioni più gratificanti. I giovani vanno via perché trovano altrove, in altre parti d'Europa e perché no anche d'Italia, opportunità di lavoro solide, opportunità di una visione nel tempo sulla stabilità lavorativa migliore, ma poi
vorrebbero ritornare. In Sicilia cresce l'occupazione, dicono i dati, ma non quella che passa da carriere e retribuzioni adeguate. Il lavoro c'è, ribadisce la presidente di Confindustria Catania. Educhiamo dei giovani che poi vanno a portare la loro conoscenza altrove e non tornano. Ed è un costo che paghiamo tutti. E ci troviamo poi a cercare delle persone che non sappiamo dove andare a trovare. Noi come azienda, come gruppo, siamo fuori di 40 persone. È tanto. Mentre si moltiplicano i movimenti per la restanza, la CISL lancia a Catania un patto generazionale per unire le forze guardando al futuro dei giovani. E unire le forze significa affrontare anche il dopo PNRR, ma dobbiamo poter anche evitare di zavorrare il futuro dei giovani, perché una parte di quelle risorse vanno restituite. Spettacolo, il Mosaic Festival debutta a Sciacca con 2 serate che portano sui palcoscenici della nostra regione la musica internazionale, dal jazz ai mitici anni '80 degli Imagination. Lorena Dolci. Alcuni degli scenari più belli dell'isola trasformati in palcoscenico per i grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Un percorso a tappe, quello del Mosaic Festival, che si è aperto a Sciacca con Nick the Nightfly, storica voce di Radio Monte Carlo, accompagnato dalla figlia Maggie e la sua Italian Fantasy, uno spettacolo che ha intrecciato jazz, swing e sonorità contemporanee. Sarà un viaggio sicuramente, musica soprattutto, perché la musica in questo periodo abbiamo bisogno della musica, ci fa stare bene. Poi c'è il sole, c'è la musica, c'è la Sicilia e appunto c'è anche il buon cibo. Cambio di atmosfera nella seconda serata con Lee John, iconico frontman degli Imagination, voce di successi senza tempo come Just an Illusion. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e un nuovo progetto realizzato insieme a Mario Biondi, Lee John continua ad essere uno dei grandi ambasciatori della musica soul, funk e pop. Prossimo appuntamento nel Parco Archeologico di Selinunte con il concerto di Jimmy Sachs, tra i sassofonisti più apprezzati della scena internazionale. Grande musica davvero. Breve pausa, tra poco il calcio con il Catania, ancora in attesa dei rinforzi, prima della partenza per Norcia. Vi aspetto. Seduta mattutina di allenamento per il Catania al Massimino, attese novità dal mercato. Lunedì 27 la partenza per il ritiro a Norcia. Sergio Colosi. Tante trattative, ma il mercato in entrata del Catania non si sblocca e lunedì prossimo la partenza per la seconda fase del ritiro a Norcia. Nelle scorse ore la cessione a titolo temporaneo di Marco Chiarella all'Aquila in Serie D e quelle imminenti del difensore Carnieluti al Sorrento e del centrocampista Di Noia alla San Benedettese. Praticamente definito l'accordo con l'Ascoli per l'arrivo del terzino destro Gabriele Pagliai. Si complicano invece le trattative per Guido Gomez, per il quale si è registrato il sorpasso decisivo del Bari, Matteo Della Morte e Massimo Coda, gli ultimi 2 con ingaggi superiori all'offerta rossa-azzurra. Colpo di prospettiva l'ala sinistra Cristian Torre, 19 anni dal Napoli, che si aggiunge a Miai e De Falco ed è stato scelto dal direttore sportivo Varrà, ma per un Catania tra le protagoniste della prossima Serie C servono ben altri rinforzi. Domenica prossima si concluderà il ritiro al Massimino e poi la seconda fase a Norcia sino alla gara d'esordio in Coppa Italia l'8 agosto a Vicenza. L'obiettivo dello staff tecnico è lavorare con un Catania non distante da quello che dovrà affrontare il campionato, ma il rischio del contrario è abbastanza concreto. Anche per questo motivo Longo studia in campo nuove soluzioni, come nella partitella di sabato scorso l'impiego di Gimenez nel centrocampo a 3. Noi ci fermiamo qui, altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.